Io credo che dobbiamo essere particolarmente grati al generale Vendramini e al sindaco di Cison di Valmarino, la dottoressa Pin, nonché tutti coloro che hanno sapientemente organizzato questo splendido raduno, che è un momento di raccolta, ma anche di raccoglimento, perché siamo tutti qui convenuti per rendere omaggio a coloro che ci hanno preceduto in questi anni e che comunque svolgono un'attività essenziale per quanto riguarda la tenuta del tessuto sociale, per il loro esempio, per il ruolo che esercitano ancora, non solo in manifestazioni come queste, ma anche nell'ambito e nel contesto della protezione civile. Per cui sono particolarmente lieto di essere qui e sono lieto di assistere a questa sfilata. Io sono ancora frizzante ed elettrica, molto felice. Tutto è andato bene, la macchina ben oleata, ben funzionato, grazie ai volontari e a quanti hanno comunque voluto questa grossa manifestazione. Ringrazio il generale Vendramini, ringrazio il presidente della mia NC Giuseppe Favalessa, la Proloco e quanti comunque hanno voluto questo evento. Un'altra volta abbiamo ribadito che l'Arma dei Carabinieri è nel nostro cuore. Per una piccola sezione come quella di Cison, aver organizzato questa adunata è una soddisfazione enorme. Beh, direi proprio di sì, perché non è stato facile, perché abbiamo avuto l'appoggio del comune, di tutta la cittadinanza, tutti i volontari, la Proloco e tutti, perché sennò era impossibile, perché è tanto che stiamo lavorando per questo evento. È stata l'occasione anche per rivedere tanti amici, per fare una bellissima rimpatriata. Sì, senz'altro, perché qui ho trovato tanti amici che eravamo a fare i carabinieri insieme, gente da via, da Padova, da Rovigo, che non li ho più visti, e insomma sono 35 anni ormai che non li vedo più e adesso li ho trovati.
questo raduno con l'atto finale è stato veramente una conclusione straordinaria. La partecipazione che abbiamo avuto mi ha pienamente soddisfatto, sia per numero di soci che hanno partecipato, sia per le autorità che sono intervenute. Pensate bene che è arrivato pure il comandante interregionale che voleva essere, dei carabinieri che voleva essere presente e che ci teneva moltissimo anche lui a questo raduno regionale. Io direi, avendo fatto un conteggio molto veloce, che siamo stati oltre 2000 persone che hanno sfilato, e questo può essere solo una soddisfazione da parte mia prima di tutto, ma soprattutto da parte degli organizzatori, dal sindaco Cristina Pin e da tutti i suoi collaboratori. Oggi Cison di Valmarino ha vissuto una giornata veramente importante sotto questo profilo, sotto il profilo del coinvolgimento di tutte queste compagini dell'Arma in Carabinieri, sia in servizio che in congedo. È un orgoglio per le istituzioni vedere questa festa, vedere questo spirito, sentire questa forza e questa disponibilità da parte della gente, in particolare appunto di questi volontari che rappresentano gran parte dei volontari del nostro Veneto, e quindi è un orgoglio perché questo testimonia e rafforza il senso del volontariato in tutti i suoi gruppi, in tutte le sue dimostrazioni, e questo fa grande il Veneto, quindi Veneto grande grazie a questa gente che noi ringraziamo col cuore.